Buongiorno, ben ritrovati, siamo in diretta come ogni giorno, tanti davvero gli argomenti che andremo a trattare oggi e parleremo dell'azienda del gruppo Safilo. Oggi è stato raggiunto l'accordo, c'è stata una conferenza stampa in regione e ce ne parlerà la nostra Ilaria Marchiori fra qualche minuto, ma parleremo anche della prima visita del vescovo di Treviso Tomasi al centro profughi di Treviso, e continueremo a parlare di migranti perché oggi a Padova, vi ricordate, alcuni migranti erano stati collocati in alcune palestre del Padovano, e oggi il prefetto ha detto al sindaco, ai sindaci, palestre libere delle scuole entro il 7 settembre, perché poi inizia l'anno scolastico, e una situazione insomma che si sta definendo anche questa, dove insomma vi ricordate era scoppiata la polemica proprio in merito alla sistemazione di questi migranti in alcune scuole, in alcune palestre di alcune scuole. Ma andiamo anche con la cronaca perché c'è la notizia che i Carabinieri di Venezia, con il concorso della polizia tedesca, hanno arrestato a Keitum in Germania il 44enne Valerio Salvatore Crivello, presumibilmente legato alla cosca di 'ndrangheta Scofano Martella La Rosa di Paola in provincia di Caserta, ricercato dal novembre del 2020 quando si sottrasse all'ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Catanzaro a seguito della condanna definitiva all'ergastolo con isolamento diurno per 2 mesi. Crivello era stato condannato per omicidio aggravato dal metodo mafioso di Pietro Serpa, commesso il 27 maggio 2003 a Paola, nel Casertano. All'epoca Crivello era riuscito a sottrarsi al provvedimento di cattura evadendo dall'abitazione dei genitori a Scorzè, in provincia di Venezia, dove era stato posto in regime degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico in attesa della sentenza definitiva. Da qui una caccia all'uomo durata quasi 3 anni, durante la quale il latitante è stato ricercato in Italia e dopo i sospetti che fosse fuggito all'estero anche in ambito internazionale. Ed ora andiamo nel Bassanese, dove si è parlato più volte di predazione, c'è stata proprio l'ennesima predazione in altopiano, dove una manzetta è stata divorata viva dai lupi alle melette, ma in Europa ora si muove qualcosa. Uno squillo, anzi un ululato, si leva dall'altopiano dei 7 comuni. E uno squillo risponde da molto lontano, addirittura da Bruxelles. Già, perché in corrispondenza con l'ultima predazione avvenuta alle melette, dove una manzetta è stata predata negli ultimi giorni dal peggio, arriva una novità piuttosto importante dall'Europa. Per la manza delle melette uccisa e divorata viva come tante altre in quest'estate non c'è più niente da fare, ma per la situazione dei selvatici in altopiano forse sì. Per decenni il lupo è stato considerato una specie in via di estinzione, mentre sono in molti, anche in Veneto, a ribadire oggi che questa lettura non sia più corrispondente al vero. E lo dice pure la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che ha raccolto molte segnalazioni in arrivo da tutta Europa. Il ritorno del lupo nelle regioni dell'Unione Europea, dove è stato assente per tanto tempo, sta portando a una crescente tensione, soprattutto con il mondo agricolo. Von der Leyen ha sottolineato come la concentrazione di branchi di lupi sia diventata un pericolo reale per il bestiame e in alcune situazioni anche per gli esseri umani. L'Europa invita quindi a rispondere alle problematiche utilizzando l'assetto legislativo europeo che consente di muoversi. Intanto c'è tempo fino al 22 di questo mese per segnalare proprio alla Commissione europea i dati sulla presenza di lupi nei vari territori, e alla fine Bruxelles deciderà se modificare lo status di protezione del lupo e aggiornare il quadro giuridico. Tradotto: potrebbe non essere più considerato in pericolo e potrebbero partire piani di abbattimento, selezione, contenimento della specie. E da Venezia arriva subito un appello che vede protagonista il consigliere regionale Stefano Valdegamberi nel chiedere alle associazioni di categoria del mondo agricolo, alla Regione e allo Stato l'invio immediato di dati verificati sulla presenza di lupi nella nostra regione.
Ed ora parliamo invece di incidenti sul lavoro. Il Veneto continua ad essere maglia nera su questo fronte e ieri c'è stata la tragedia, l'ennesima tragedia per quanto riguarda gli incidenti sul lavoro, sugli impianti di risalita delle funivie Araba. Un operaio di 57 anni è morto schiacciato nel sistema fune carrucola di un pilone della seggiovia da Araba al Passo Padon. Vani purtroppo i soccorsi. L'incidente sul lavoro è accaduto intorno a mezzogiorno di ieri, ovviamente una vicenda che sta sollevando davvero molte polemiche sulla questione proprio della sicurezza sul fronte del lavoro. La tragedia si è consumata poco prima di mezzogiorno, lo scenario quello attraversato dagli impianti di risalita della società Funivie Araba, il luogo maledetto un pilone, il 13° della seggiovia Padon 1 che sale da Araba verso il Passo Padon. È lì che ha trovato la morte Massimo Crepaz, operaio dipendente della Funivie Araba, addetto alle manutenzioni degli impianti. L'uomo, 57 anni, di Livinallongo del Col di Lana, sarebbe rimasto impigliato nel sistema fune carrucola per cause che l'autorità giudiziaria con i tecnici dello Spisal, dell'Ulse Dolomiti stanno accertando. Fondamentale la testimonianza del collega che si trovava a bordo del carrellino utilizzato per i lavori di manutenzione sugli impianti di risalita. È stato lui sotto shock a lanciare l'allarme che ha fatto convergere in zona i soccorritori. È lì soccorso di Bolzano e di Pieve di Cadore, con le squadre del soccorso alpino della Val Pettorina e di Livinallongo. A questi ultimi il compito di recuperare il corpo della vittima rimasto impigliato alla fune dell'impianto. La salma di Massimo Crepaz è stata trasferita al Passo Fedaia e affidata ai carabinieri al carro funebre. Non è escluso che la magistratura, dopo gli accertamenti esterni, possa decidere per un'autopsia. Un incidente, l'ennesimo sul lavoro, che si aggiunge alla lunga lista di morti bianche che continuano a lasciare profonde ferite nel paese e che interrogano sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Ieri era l'ultimo giorno di apertura estiva degli impianti di risalita nel comprensorio di Araba Passo Padon. Questa mattina le squadre che si occupano della manutenzione in vista della stagione invernale si sono subito messe al lavoro, ma per l'operaio di 57 anni, stimato ex allenatore del Fodon Calcio, l'incontro con il destino è stato fatale. E andiamo nel Vicentino, dove c'è stato un incidente in via Filzi. 2 auto si scontrano, una si cappotta e sfiora un passeggino ferendo un bimbo. All'improvviso l'inferno stradale. Quartiere Ferrovieri a Vicenza. In via Fabio Filzi è tutto tranquillo mentre una mamma cammina col passeggino, ma sente un gran botto. 2 auto si scontrano, una sfiora il passeggino e si rovescia. I vigili del fuoco si precipitano sul posto con i medici e gli infermieri del SUEM 118 e le pattuglie della polizia locale. Su una delle 2 auto ci sono 2 donne trasferite al pronto soccorso. Sulla macchina cappottata un uomo che, rimasto incastrato, viene estratto dai pompieri, è ferito e viene preso in cura dal personale sanitario del SUEM. In ospedale anche il bimbo accidentalmente coinvolto, che però non risulterebbe grave. Avrebbe potuto essere una tragedia, ma per fortuna è stata solo sfiorata. Adesso tocca alla polizia locale ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Ed ora invece a Padova, con un tentato femminicidio, accoltella l'ex moglie in camera da letto. 39enne arrestato per tentato omicidio a Villafranca Padovana. La donna fortunatamente non è in pericolo di vita. Era tornato a casa a Villafranca Padovana da pochi giorni, dopo essere stato allontanato dall'autorità giudiziaria dall'abitazione in cui viveva con la sua famiglia 1 anno e mezzo fa, a seguito di una denuncia per maltrattamenti. Non è bastato però, perché ieri notte l'uomo, un 39enne, ha nuovamente aggredito l'ex moglie con un coltello mentre era a letto. Sul posto sono giunti i carabinieri allertati dal 118, che era stato contattato dalla donna. Da una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe aggredito l'ex moglie con un coltello da cucina durante un litigio mentre era in camera da letto. Una tragedia sfiorata e annunciata. L'uomo, infatti, era già stato denunciato per maltrattamenti e allontanato da casa. Recentemente la coppia si era riavvicinata, probabilmente le promesse di lui di un possibile cambiamento avevano spinto la donna, solo venerdì scorso, a riaccoglierlo.
La vittima è stata portata in pronto soccorso per le cure, mentre l'aggressore è stato rintracciato dai carabinieri nei pressi dell'abitazione. L'uomo è stato arrestato per maltrattamenti e lesioni aggravate ed è stato portato in carcere dai militari. Le forze dell'ordine invitano tutte le donne vittime di maltrattamenti a rivolgersi immediatamente a loro per scongiurare tragici epiloghi. Rimaniamo a Padova in attesa di capire cosa accadrà delle 400.000 multe le 40.000 multe di Cadone, che il comune di Abano Terme annuncia l'installazione di 2 autovelox fissi sui 70 km orari lungo la strada regionale 47. Strada regionale 47 DIR al chilometro 2+600 Padova-Selvazzano, strada regionale 47 DIR al chilometro 2+900 Padova-Abano. Saranno posizionati qui, all'esito dello studio di fattibilità del progetto, i 2 nuovi autovelox su cui il comune di Abano da circa 4 anni sta lavorando con la prefettura. Ragioni di sicurezza stradale, spiega l'amministrazione termale, in un tratto dove anche di recente sono avvenuti incidenti mortali. Gli apparecchi saranno tarati sui limiti dei 70 km orari, come già accade nelle 2 postazioni identiche che si trovano nei comuni di Albignasego e Selvazzano Dentro. Una volta ottenuti via libera tecnici, gli autovelox dovrebbero entrare in funzione a partire dalla fine del 2023. Ed ora andiamo a Treviso, perché lo vedo già pronto sul nostro schermo Lucio Zanato. Oggi prima visita del vescovo di Treviso Tomasi al centro migranti. Sentiamo com'è andata. Lucio, buongiorno. Buongiorno Daniela, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. Sì, è uscito da pochi minuti Sua Eccellenza il Vescovo Monsignor Michele Tomasi al termine della celebrazione della Santa Messa che ha officiato qui all'interno. Una celebrazione davvero particolare perché multietnica, multirazziale, con la presenza anche della componente musulmana che comunque ha compartecipato alla preghiera. La cosa importante è stata detta nel corso dell'omelia. Sua Eccellenza il Vescovo ha detto ognuno deve fare la propria parte, la devono fare ovviamente le istituzioni, trovando una soluzione a questi hub dove l'ammassamento è davvero importante. Qui siamo a circa 600 migranti presenti, però la parte la devono fare anche le comunità, che devono avere il coraggio di accogliere queste persone. Stiamo parlando di un inverno demografico e di conseguenza la presenza di nuove persone all'interno della nostra comunità significa dare continuità alle nostre società, ma anche gli stessi migranti devono fare la propria parte, cercando in tutti i modi di inserirsi, quindi rispettando e conoscendo le nostre regole, cercando di portare avanti i propri talenti. Ecco allora l'idea del sindaco di Treviso, quella di creare una sorta di ufficio di collocamento. Oggi Gian Lorenzo Marinese ha detto abbiamo consegnato una lista con una 50ina di nomi e le relative competenze per vedere se attraverso il comune di Treviso queste persone riescono a trovare lavoro, perché è il lavoro la strada di inserimento per l'immigrazione, un lavoro che viene richiesto dagli industriali ma che comunque non è controbilanciato con le abitazioni, con la presenza, appunto la possibilità di questi migranti di crearsi una famiglia, di entrare nel tessuto sociale avendo un'abitazione propria, un po' come è successo circa 20 anni fa, e quindi è una storia che si ripete, ha detto il sindaco Carrareto. 20 anni fa proprio a Casier gli industriali costruirono una ventina di alloggi per dare abitazione agli immigrati del primo contingente, chiamiamolo così. 20 anni fa ricordate ad esempio le roulotte in strada Ovest, le tendopoli, quella è stata una forma di immigrazione. Siamo oltre 20 anni dopo e dal 2015 c'è questa presenza alla caserma Serena, quindi il futuro è sicuramente inserimento lavorativo, rispetto delle regole da parte di chi arriva, ma anche la possibilità di dare un'abitazione diversa a chi invece è costretto a stare ancora qui nonostante abbia un lavoro. Questo è in sostanza quello che è emerso oggi nel corso della cerimonia, ma successivamente attraverso le dichiarazioni fatte da Sua Eccellenza il Vescovo, il quale ha lanciato anche un appello alle parrocchie dicendo
noi stiamo guardando proprio all'interno della nostra diocesi quali possono essere degli spazi da offrire per questo inserimento, ovviamente a persone che poi nel lavoro troveranno la loro strada. Se non hai domande ti restituisco la linea. Grazie davvero Lucio, grazie, ovviamente continueremo a parlare di questo argomento nel corso dei nostri telegiornali a partire dalle 19:30 nel TG di Treviso. E continuiamo a parlare di migranti perché nel Vicentino ci sono stati importanti passi avanti nel comune di Sovizzo, che era stato tra i destinatari dei profughi recapitati davanti al comune con un accordo con la prefettura che consente l'accoglienza negli immobili confiscati alla mafia. Accoglienza migranti che il mese scorso nel Vicentino era balzata alle cronache per le modalità in cui alcuni comuni si erano visti recapitare i profughi sotto ai rispettivi municipi. In quell'occasione a Sovizzo erano arrivati 3 cittadini del Mali. Dopo il confronto con la prefettura, l'accordo: saranno ospitati negli immobili confiscati alla mafia. Abbiamo trovato la quadra per poter ospitare questi 3 migranti che ad oggi sono ospitati presso una famiglia per il mese di agosto, fin tanto che poi non li trasferiremo sui nostri appartamenti che abbiamo, che ci sono stati dati come beni sequestrati, affidati a noi dall'Agenzia dei Beni relativi, per cui li ospiteremo in queste stanze. L'accordo con il prefetto sono di 6 persone su 2 appartamenti, 3 e 3, mentre abbiamo altri 3 appartamenti a disposizione, ma che utilizzeremo per i cittadini di Sovizzo che hanno delle necessità locative. Rappresenta un esempio di accordo nel Vicentino per compensare la fame di alloggi necessari per far fronte all'accoglienza. Ma non solo, il sindaco guarda oltre e pensa al modo in cui i 3 giovani possano sentirsi integrati, a partire dal corso di lingua italiana e ad un'occupazione. L'accordo prevede che ci sia un affidamento a un ente gestore. Abbiamo la cooperativa Pari Passo che se ne sta occupando, e lì uno degli accordi, oltre all'ambientamento, l'italiano, cioè capire dove sono, è quello di metterli a fare un'attività sul territorio. Sarà un'attività di volontariato all'inizio, perché di fatto non hanno il permesso di soggiorno, non possono ottenere un posto di lavoro, ma l'attività di volontariato questa sì, la possono fare, la possono svolgere sempre con un accordo a triangolare noi, la cooperativa e la prefettura. Ed ora invece andiamo a Padova per parlare sempre di migranti, perché c'è emergenza. Sono più di 130 quelli ospitati nelle palestre di 2 scuole medie, la media Falconetto e l'istituto agrario Benedetto, a cui si aggiunge poi la palestra di Selvazzano. Il 13 settembre, giorno del ritorno in classe, si avvicina e c'è davvero grande preoccupazione in città, ma sentiamo tutto in diretta per noi. La vedo sullo schermo la nostra Chiara Gaiani. Chiara, buongiorno. Un buongiorno da Padova, dove si è appena conclusa la cerimonia di avvicendamento al comando della Legione Carabinieri del Veneto, con l'ingresso del generale Giuseppe Di Liso che a Palermo proprio pochi mesi fa ha arrestato Matteo Messina Denaro. L'occasione anche per fare il punto con le autorità cittadine per il prossimo imminente arrivo di nuovi migranti e soprattutto per quella che è stata l'accoglienza fino ad ora, ovvero l'ospitalità all'interno di alcune palestre, 2 delle quali dovranno essere liberate proprio per fare spazio alle scuole che iniziano il 13 settembre. E allora sentiamo le interviste che abbiamo raccolto con il collega Cristian Roque Allende, prima al prefetto di Padova, che ha assicurato che le scuole verranno liberate, e poi al sindaco di Padova, che è anche presidente della provincia di Padova, Sergio Giordani. Poi la linea può tornare a voi. State lavorando? Certo, come tutti i prefetti d'Italia e come tutti i sindaci d'Italia. Si può dire solo se state prendendo in considerazione di guardi, una caserma dismessa? No, assolutamente. Guardi, io non posso darvi informazioni di questo tipo perché sono informazioni che in qualche modo riguardano una dimensione in movimento, e quindi... Ma le scuole saranno libere per il 7 di settembre, come Noi abbiamo preso un impegno e mi pare che sia giusto che gli studenti possano fruire, che gli scolari in questo caso possano fruire degli spazi che sono demandati anche alla loro educazione e formazione, in questo caso sportiva. È preoccupato che arrivano tante persone, è finito?
Ma non so i numeri, sa solo lui, basta. E che devo sapere qualche soluzione, sto pensando. Tu guarda, piena collaborazione con i sindaci, con i migranti, con tutti quanti. A parte le palestre, cosa ha lei a questo punto? Niente. Niente più? Non so, abbiamo 150 nel SAI. Abbiamo minori accompagnate, non abbiamo più uno spazio, abbiamo dato all'ostello, non abbiamo più spazio. La discussione, anche se mi va, quando arrivano, dove li mettiamo? Come regione, come provincia? Ipotesi Tendopoli? Non lo so, lo sa lui. Secondo lei c'è l'ipotesi di una Tendopoli a Padova? No, non credo proprio. Don Dante Carraro, anima di Medici con l'Africa. Kuam parla dopo l'ultimo viaggio in Etiopia, in Sudan, a breve tornerà in Africa, racconta di situazioni disperate e grandi migrazioni interne, lancia un appello che va oltre gli sbarchi, serve un aiuto concreto per la ricostruzione. Quando ho visitato l'ospedale di Shire, uno di questi 4 ospedali, un po' più importante, quel team di 7-8 giovani medici etiopi mi guardava con 2 occhi a dirmi: Don Dante, stateci vicino, non vogliamo scappare, vogliamo dare e fare tutta la nostra parte, però aiutateci a metterci in condizione di poterlo fare. È una voce diversa che va ad aggiungersi al dibattito sull'emergenza profughi con la passione e la forza di cui è sempre stata capace. Medici con l'Africa Kuam da 73 anni in Africa per portare sostegno e cura nei paesi più fragili del mondo. Una narrazione diversa è quella di Don Dante Carraro, tornato solo 2 giorni fa dal viaggio che l'ha portato insieme ad un altro medico vicentino, il dottor Vincenzo Riboni, in Etiopia, nel Tigray e poi in Sud Sudan. Su 4 ospedali dell'area, 2 sono stati bruciati e 2 funzionano al 30%. Quando capita questo, la gente scappa, cerca di trovare risposte altrove. E anche internamente, perché il grande fenomeno migratorio al 90% è intra-Africa. Il racconto di un territorio sfruttato, martoriato, ora alle prese con la delicata ricostruzione dopo una guerra interna. A partire sono gli stessi medici e sanitari che non trovano più le condizioni per operare in quei territori. Tanti giovani medici, infermieri, eccetera, che sono scappati, alcuni altri hanno provato a restare, per esempio. Allora, quelli che sono restati non hanno avuto il salario per 6 mesi. Su 6 milioni di abitanti nella regione del Tigray, 500.000 persone nell'ultimo anno si sono spostate. Oggi vivono nei campi profughi, ma non potranno restare lì a vita. Ed ora invece andiamo a Venezia, perché in regione è stato raggiunto l'accordo sul gruppo Safilo. Buongiorno allo studio, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo qui a Mestre nella sede di Veneto Lavoro insieme all'assessore regionale alla formazione e al lavoro Elena Donazzan. Assessore, una giornata importante perché si è appena concluso un tavolo, è stato firmato un accordo per quanto riguarda Safilo. In che cosa consiste? Ma questa è una giornata che possiamo definire storica, anche estremamente rilevante per il settore dell'occhialeria e per quel territorio. Safilo ha una presenza importante e da sempre rappresentativa della qualità della buona occhialeria che si produce nel Bellunese e a Longarone in particolare. E oggi ovviamente concludiamo un percorso lungo, perché è un percorso che è iniziato a dicembre dell'anno scorso, quando Safilo ha deciso che Longarone non sarebbe più stato nel perimetro di loro interesse. Questo ha generato grande preoccupazione sul territorio e immediatamente la Regione del Veneto con la nostra unità di crisi si è attivata. Oggi, ecco, dopo tutti questi mesi, chiudiamo un buon accordo. Io ne ho visti tanti di accordi, ho visto anche tante vertenze, purtroppo non tutte si concludono positivamente. Questa è un buon accordo per 3 ragioni. La prima perché abbiamo trovato degli acquirenti e quindi la continuità produttiva, che è sempre l'obiettivo della Regione del Veneto con l'unità di crisi, cioè continuità nella produzione, anche se non è Safilo, 2 realtà che continueranno a produrre occhialeria e occhiali. Dall'altra la salvaguardia occupazionale. Non abbiamo lasciato solo nessuno, si potrebbe dire, quindi molti lavoratori assorbiti, tutti in questo verbale di accordo, e se qualcuno non dovesse scegliere di stare lì, il territorio animato da noi ha dato disponibilità, no, di
di altri posti di lavoro, ma noi vogliamo che quei lavoratori restino a fare quello che sanno fare meglio, perché in Italia, in Veneto e a Longarone si fa occhiale come non si fa in nessun'altra parte del mondo. Le tempistiche? Le tempistiche sono stringenti perché è stata una vertenza molto lunga, come avete capito, da dicembre. Noi credo che ogni 2 giorni avevamo un incontro più o meno in presenza sul tema o un confronto con il sindacato, con le rappresentanze ovviamente dei lavoratori tutte, che hanno anche avuto la settimana scorsa un momento importante, perché c'è stato un referendum per dire il verbale di questo accordo, i contenuti di questo accordo, che sono buoni, li condividete o meno, ecco, e c'è stata una larghissima maggioranza di condivisione. Questo dà forza alla rappresentanza sindacale che ha voluto portare a termine questo accordo e rasserena anche noi. Significa che da questo mese, cioè da settembre proprio, dovremo già lavorare sulle nuove 2 realtà e entro il mese di settembre noi chiameremo al tavolo sia Telios che Innovatec. Sono queste le nuove 2 realtà che subentrano a Safilo. Questa è una giornata storica, mi hanno detto, per quanto riguarda Safilo, dunque per quanto riguarda il mondo del lavoro, però di sua competenza anche il mondo della scuola. Una settimana, tutti i ragazzi, grandi e piccini, saranno chiamati nuovamente sui banchi di scuola. Un nuovo inizio, insomma settembre, come ha appena annunciato a lei, è sempre sintomo di nuovi inizi appunto, però anche un inizio in cui bisogna far fronte a un caro scuola importante. C'è il caro della vita che è estremamente rilevante e purtroppo sulla scuola il tema dei libri, dei costi del trasporto sono pesanti per le famiglie. Io credo che questo dovrebbe essere affrontato in maniera molto forte a livello centrale, perché il tema del caro della vita, peraltro più cara a nord che a sud, ed è per questo che molti insegnanti non vengono a vivere e a lavorare in Veneto, in Lombardia, nel nord Italia, perché c'è anche questo tema della differenza tra territori. Un insegnante che prende 1.200-1.300 euro e ha un affitto di 700 euro e magari una famiglia è impossibilitata. E quindi alcune scoperture della pianta organica sono anche legate a questo. E questa è una cosa che preoccupa molto me. Il ministro Valditara ne ha anche parlato ed è stato subito attaccato rispetto al costo della vita così differente tra territori. Però questo è un altro argomento che incide, oltre ai costi che le famiglie devono sopportare. Anche sulla questione libri io ho delle proposte in merito, perché è anche vero che sui libri in tutti questi anni io personalmente ho sempre detto: ma perché si devono cambiare tutte le volte? Ma perché si devono acquistare? Le scuole stanno anche facendo mercatini interni, ma il costo è veramente grave e questo va ridotto. Ecco, Assessore, poi c'è anche un'altra questione, spesso ce la segnalano molte famiglie, spesso ci si mettono anche determinati professori con richieste che si possono definire quasi assurde. Anche in questo caso bisognerebbe che si ridimensionassero. Io credo molto nel buonsenso. Buonsenso è una virtù, è la normalità della vita, no? Dovrebbe porti sempre di fronte a che cosa dovrebbe essere giusto fare. Ecco, io mi appello a questo perché non esistono regole, atti di indirizzo, a meno che mai da un politico, nel senso che né l'assessore all'istruzione né il ministro Valditara possono intervenire sul buonsenso, ma io mi auguro che nelle scuole, soprattutto nella loro collegialità, no? Quando gli insegnanti devono stare insieme a confrontarsi, tutto questo peso, tutta questa anche ansia. Vedete, la professoressa Lucangeli in un incontro importante a cui ho partecipato a fine anno scolastico ha detto: il sentimento che i ragazzi, soprattutto delle scuole superiori, provano, ma anche nelle medie, è ansia. Non si può andare a scuola con l'ansia, a scuola si deve andare col sorriso. E proprio su questa frase, che auguriamo un buon inizio di scuola ovviamente a tutti gli studenti veneti, ringrazio l'assessore regionale Elena Donazzan, qui da Mestre restituisco la linea allo studio. Grazie davvero a Ilaria Marchiori, grazie anche all'assessore regionale Donazzan, e noi ora ci spostiamo a Padova con il nostro Francesco Ratai, che lo vedo sullo schermo. Parliamo di caro vita, la CIA lancia l'allarme, le classi più deboli vivranno un autunno molto difficile. Sentiamolo. Sì, buongiorno da Padova, siamo nella sede della CIA, l'associazione di categoria degli agricoltori, con me il direttore Maurizio Antonini, e siamo con lui per parlare di un tema che tocca più o meno tutti quanti, perché l'inflazione sta scendendo, però i prezzi
dell'alimentare, della frutta, della verdura, dei beni essenziali come pasta e latte sta scendendo, ma non così tanto. Parliamo di dati abbastanza preoccupanti per quanto riguarda appunto il comparto dell'alimentare essenziale. Sì, il comparto primario è una situazione di grosse difficoltà da parte dei consumatori, da parte delle categorie deboli. Se l'inflazione galoppa al 6%, l'aumento nei scaffali aumenta anche dal 14 al 16-18% delle materie prime, quindi frutta e verdura, ma anche latte e pasta, come lei ha ben detto. Quindi una situazione di grande difficoltà di spesa, di grande difficoltà economica, soprattutto per le classi più deboli, per i cittadini più deboli, mi riferisco ai pensionati, ma non solo, ma anche alle famiglie numerose e tutti quanti i consumatori in genere. Ecco, voi lanciate un allarme, attenzione, in quest'autunno che sarà caldo, il rischio è che in molti si troveranno davanti alla scelta se comprare da mangiare o pagare le bollette. Sì, non solo. Oltre a questo metto anche l'altro elemento importante per quanto riguarda sempre i nostri pensionati, ma anche le categorie più deboli, che è la sanità. Perché l'altro aspetto negativo oggi nel Veneto, ma non solo nel Veneto, l'abbiamo visto anche a livello nazionale, è anche la sanità, e quindi le difficoltà che oggi hanno le nostre aziende, che hanno oggi i nostri consumatori, che hanno oggi le categorie più deboli, vuol dire anche sì alimentarsi, ma anche curarsi, quindi un doppio problema su una situazione di grande difficoltà del comparto complessivo. Ecco, resta il fatto che quando si arriva al supermercato o al mercato e si vedono questi prezzi alle volte raddoppiati, il pensiero che si fa, ecco, gli agricoltori come ci lucrano, ma è proprio così? Ma guardi, noi lo continuiamo a dire, non solo noi, ma anche le altre organizzazioni, il mondo dell'agricoltura lo continua a dire. Fatto 100 il valore finale, dal 14 al 18% va agli agricoltori, quindi una situazione di difficoltà, ma soprattutto se poi mettiamo in campo anche l'altro aspetto, che è l'aumento dei prezzi per le produzioni, l'aumento del gasolio, l'aumento dei concimi, l'aumento proprio per produrre materie prime. Quindi gli agricoltori hanno da una parte grossi aumenti, l'85% del costo del gasolio l'anno scorso, e dall'altra parte sempre prezzi sempre più inferiori rispetto al valore del costo, e quindi su questo bisogna intervenire. Su questo noi chiediamo con forza e determinazione che ci sia una norma, una legge che preveda che almeno sia riconosciuto agli agricoltori il valore del costo del prodotto. Ecco, uno dei temi che l'anno scorso colpiva l'aumento dei prezzi era anche l'aumento dei fertilizzanti, anche legato alla questione della guerra in Ucraina, perché sappiamo che dalla Russia e dall'Ucraina arrivano molti dei fertilizzanti che vengono utilizzati nei campi. È ancora così? C'è ancora questo blocco? C'è ancora questa grossa preoccupazione, c'è ancora questo blocco. Oggi i concimi hanno avuto un aumento importante, soprattutto i concimi azotati, l'urea e i nitrati ed altro, e quindi anche su questo grossa preoccupazione del mondo dell'agricoltura. Ecco, se c'è un appello che vi sentite di fare al governo, qual è? Quello che dicevo prima, noi pensiamo che oggi sia arrivato il momento, lo abbiamo già detto, ma ci sono già delle norme che lo prevedono, ma dobbiamo che queste norme diventino realtà, che sia riconosciuto agli agricoltori il valore del costo finale del prodotto della materia prima. Ecco, mi sembra tutto molto chiaro. Da Padova restituisco la linea allo studio. Grazie davvero a Francesco Ratai, grazie al suo ospite. Noi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, poi torniamo con davvero tanti argomenti. Siamo tornati nuovamente in studio, parliamo ora della mostra del cinema. La sta seguendo per noi il nostro Lorenzo Maier, che abbiamo in diretta telefonica. Lorenzo, buongiorno. Buongiorno Daniela e te ai nostri telespettatori. Dunque Lorenzo, mostra del cinema, quali sono le novità? Ciao Jess, sicuramente il giorno di Enea di Pietro Castellitto, altro film italiano in concorso, mostra del cinema che ha dato i primi numeri, e sono numeri molto positivi che fanno vedere nei primi 5 giorni di mostra, da mercoledì scorso a domenica, una crescita sia per quanto riguarda i biglietti venduti che gli abbonamenti che rappresentano in saga, 115.000 presenze nelle varie saghe nei primi 5 giorni, quindi è una mostra
molto seguita, molto partecipata, anche se manca qualche star americana, ma comunque c'è una grande presenza, una grande partecipazione per un evento che comunque si conferma essere al centro della cinematografia mondiale. A questo proposito ieri per le varie interviste abbiamo sentito anche Andrea De Sica, che ha un cognome importante, ovviamente legato al cinema per la sua famiglia, ma che è qui a Venezia con un ruolo altrettanto importante, che è quello di giurato per quanto riguarda la giuria opere prime, perché sappiamo non c'è solo Venezia 80, ci sono varie sezioni, vari concorsi, e ci ha parlato sia un po' del concorso opere prime, giuria che per quanto riguarda le opere prime è presieduta da Listiop, che l'anno scorso ha vinto un premio importante qui a mostra e quest'anno è tornata come presidente di giuria, e se sei d'accordo Daniela farei partire il suo contributo. Io sono giurato, la presidente Alice Diop, una grande regista di cui sono molto orgoglioso di affiancare. I lavori stanno molto bene, vediamo una media di 3-4 film al giorno, spero di riuscire a reggere fino alla fine. Venezia è un posto sempre straordinario, è una città d'arte, è una mostra dove non c'è troppa pressione dal business, però dove si celebra l'arte del cinema, e quindi è un'atmosfera e un clima fantastici. Io sono cresciuto qua perché da figlio di una famiglia di cinema mi portavano fin da quando ero piccolo qua, e anche la mia formazione è avvenuta qua, io da 18 anni, 19 anni venivo qua con i miei amici, guardavamo i film, e quindi anche come regista sono cresciuto qua. Il fatto di essere stato chiamato da Barbera per svolgere questo compito è stata una bellissima gratificazione che ha chiuso un po' una fase della mia vita. Il cinema italiano è in ottima salute, che ci sono un sacco di autori interessanti, vorremmo vedere più autrici, ma si stanno facendo strada, e che insomma la nostra produzione può essere una produzione importante a livello delle grandi produzioni internazionali. Ecco, oltre a Andrea De Sica, in questi giorni Venezia è la capitale del cinema, della cultura, della modernità, tantissimi red carpet con personaggi con vestiti bellissimi, e ieri ne cito una tra le tante, Rocío Munoz Morales, madrina lo scorso anno, che è tornata a Venezia come semplice, si fa per dire semplice, spettatrice nel seguito di un film, che poi è subito ripartita, probabilmente anche per non dare ombra giustamente alla madrina di quest'anno, la splendida Caterina Molino, ma ci sono anche personaggi legati al mondo della TV. A questo proposito abbiamo sentito ieri nello spazio dell'Italian Pavilion, il padiglione del Ministero della Cultura, un grande attore come Rocco Papaleo, e se sei d'accordo facciamo sentire quello che ci ha detto. Rocco Papaleo, grazie per essere con noi, benvenuto a Venezia. Come mai qui? Sono qui per due ragioni. Una perché ieri c'è stata una cos'era esattamente? Una premiazione, un premio laterale che ho avuto l'onore di ricevere, e oggi c'è la rappresentazione della Lucana Film Commission in una nuova organigramma. Abbiamo ascoltato i propositi ed è una giornata bella per la mia terra. Riguardo la sua carriera, quali sono state le maggiori soddisfazioni che ha avuto, e che ne avrà sicuramente progetti per il futuro? Beh, diciamo, visto che siamo qui e parliamo della Lucana Film Commission, la mia più grande soddisfazione è stato progettare, realizzare e assistere alla sua diffusione del film Basilicata Coast to Coast. Il mio primo film, e sono molto contento e orgoglioso di averlo fatto. Beh, diciamo teatro adesso, perché d'inverno lavoro in teatro, e poi insomma ci sono vari progetti, comunque è ancora prematuro parlarne. Grazie a te. Ecco, quindi una mostra che è anche Mostra di Venezia, che è anche un po' una vetrina per tantissime iniziative culturali che animano nei mesi scorsi e che stanno animando adesso, che animeranno nel futuro anche tutto il nostro paese, appunto, come per esempio questa. Certo. E Lorenzo, ieri fra l'altro è andata in scena anche una protesta. Noi adesso vediamo le immagini, ci spieghi di che cosa si trattava? Una protesta, alcuni attivisti hanno cercato di fare irruzione nei red carpet mentre era
in procinto di passare il cast del film di Woody Allen dicendo non date visibilità a questi personaggi, facendo un po' probabilmente riferimento anche a un po' la violenza femminile, ecco, anche questi registi che in passato sono stati discussi e al centro anche di vicende che non hanno nulla a che fare con il cinema, e ribadendo comunque questi manifestanti vogliono ribadire l'assoluta contrarietà a ogni forma di violenza contro le donne, e su questo la mostra di Venezia, ma tutti noi siamo tutti d'accordo, per cui non c'è nulla di cui discutere. Hanno cercato l'intrusione, sono stati tornati della sicurezza, ma comunque un po' di effetto come clamore mediatico l'hanno comunque ottenuto, ed era probabilmente quello che cercavano. Lorenzo, ti ringrazio davvero per questo collegamento, grazie. Poi ovviamente se ci saranno ulteriori novità ci ricollegheremo con te, ma anche sicuramente domani. Grazie davvero Lorenzo. A voi. Noi ora invece ci spostiamo a Vicenza e parliamo di impianti fotovoltaici, perché la provincia di Vicenza è tra le prime in Veneto al lavoro per individuare le aree agricole di pregio non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici. Sentiamo per noi, la vediamo sullo schermo, la nostra Luisa Bertini. Luisa, buongiorno. Sì, buongiorno a voi, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo in compagnia di Mattia Veronese, consigliere provinciale delegato all'urbanistica, per parlare di impianti fotovoltaici. Perché? Perché l'Europa spinge affinché ci sia un incremento di questi impianti, e la provincia di Vicenza, prima in Veneto, si sta attrezzando in che maniera? Beh, noi abbiamo fatto già un incontro con le associazioni di categoria, perché è doveroso insomma confrontarci con chi ovviamente poi deve darci delle indicazioni e delle osservazioni che devono essere recepite dallo studio. Uno studio che è già stato fatto e incaricato ovviamente un studio professionale privato che sta seguendo non solamente la provincia di Vicenza ma anche la provincia di Verona e di Padova, e come diceva lei siamo a buon punto, nel senso che gli uffici dell'urbanistica della provincia di Vicenza hanno fornito tutti quanti i dati, anche perché c'è stato già un lavoro fatto alle spalle per quanto riguarda i PI e tutto quanto i piani ovviamente regolatori dei comuni, i famosi diciamo così piani di intervento che i comuni stanno praticamente già predisponendo da alcuni anni. Manca solamente un paio di comuni che devono presentare durante la documentazione, quindi diciamo che su Vicenza siamo a buon punto su questo, anzi siamo i primi in Veneto, e di conseguenza anche su questo tema siamo veramente in una fase diciamo così di conclusione dei lavori. Ecco, voi state mappando delle aree. Quali sono le aree che andrete a mappare per evitare il fotovoltaico entri in qualsiasi area agricola? È questo un po' il sunto? Beh, in realtà la mappatura verrà fatta poi in maniera omogenea con un piano di confronto con tutte quante le altre province del Veneto, quindi in realtà dire che stiamo mappando è un po' diciamo così tirato, ecco, prematuro. Siamo in una fase in cui abbiamo già tutte quanti raccolte le varie osservazioni, o comunque stiamo definendo questo con le associazioni di categoria. Tengo a precisare che erano presenti non solamente le 3 principali associazioni agricole del territorio, ma tutte quante le associazioni economiche, quindi con Fartigianato, Confindustria, le varie l'API Industria, quindi tutte quelle che sono ovviamente le realtà economiche, perché anche con loro ci deve essere un dialogo diretto. Passaggio successivo è quello di comuni, che è un passaggio importante, fondamentale. Con quello si conclude il lavoro della provincia, che verrà poi trasferito nel piano regionale, e su questo stiamo appunto attendendo anche il lavoro delle altre province. Ecco, il principio è un po' la tutela di alcune aree agricole. Dobbiamo tutelare sicuramente il territorio, in modo particolare l'agricoltura. Ovviamente ci sono delle caratteristiche che vanno ovviamente indicate specificatamente territorio per territorio. La provincia di Vicenza è una provincia che ha un territorio molto particolare, da quello montano fino alla pianura, e di conseguenza il nostro lavoro è un lavoro molto certosino, e il compito adesso dei comuni è quello di ulteriormente arricchire questo studio per dare ovviamente le indicazioni alla Regione in maniera precisa. Diciamo che la tutela del territorio è un punto importante, anche perché non possiamo sprecare aree agricole. Il nostro è un territorio che va ovviamente preservato.
Personalmente posso dire che ci sono anche tanti tetti dismessi, di capannoni, di edifici, quindi il fotovoltaico è utile sì, ma deve essere messo ovviamente dove crea meno impatto ambientale possibile. E ovviamente su questo siamo in accordo con le associazioni di categoria dei nostri agricoltori e con tutto quanto il mondo produttivo. Ecco, io ringrazio Mattia Veronese e restituisco a voi la linea allo studio. Grazie davvero a Luisa Bertini. Ora invece parliamo di una giornata importante, una giornata mondiale, la giornata mondiale per l'Alzheimer, per non dimenticare di una patologia che fa davvero ancora molta paura, ma tante sono le iniziative e ne parliamo insieme a Roberto Fava, vice sindaco del comune di Spresiano. Intanto buongiorno. Buongiorno Daniela, buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Dunque si parla di Alzheimer, ma non solo, anche di altre patologie relative proprio alla demenza. Sappiamo che è una patologia di cui comunque si sta discutendo sempre di più, perché purtroppo tante persone vengono colpite da questa patologia che fa ancora paura. È una giornata importante davvero perché non solo per queste persone che hanno questa malattia, ma per le famiglie che sono vicine poi ai cari, a queste persone che vengono colpite. E diciamo che il 21 settembre è stata istituita nel 1994 questa giornata e da lì è progressivamente cresciuta la sensibilità verso il tema della demenza in senso generale, facendo diventare il mese di settembre il mese della demenza e dell'Alzheimer un po' in tutta Italia, no? E, partendo dai dati della nostra Treviso, ci sono oggi accertati 14.000 pazienti che sono affetti da demenza e si parla di circa 3.600 casi all'anno, nuovi casi all'anno, per cui è un problema che è veramente enorme. In aumento è molto in aumento, sì, è molto in aumento. E per fortuna è in aumento anche tutto quel percorso di avvicinamento, di sensibilizzazione delle persone per fare diventare le città amiche della demenza, cioè questo è lo slogan che oggi si sta cercando di portare avanti, cioè città che rendano consapevoli i cittadini della necessità di essere vicini agli ammalati, ma anche alle famiglie, soprattutto alle famiglie, perché purtroppo, ahimè, molto spesso succede che una famiglia con un ammalato di demenza in casa si chiude in se stessa perché teme di non trovare l'aiuto e non trovare il supporto. Quindi lo slogan di città amiche della demenza è uno slogan che sta diventando sempre più sensibile verso le persone, proprio perché noi dobbiamo essere cittadini consapevoli che il problema è un problema che si affronta insieme. Ecco, tante le iniziative, dicevamo tanti progetti per questo mese. Sì. Quali sono i più? Allora, noi a Spresiano abbiamo due progetti fondamentalmente che portiamo avanti da parecchi anni. Uno è il Centro Sollievo, nato nel 2017, tra i primi centri sollievo della nostra provincia e che prima del Covid faceva addirittura 2 giornate di centro sollievo. È un centro, come dice la parola stessa, dove si va a sollevare la famiglia dalla presenza, dall'accudire il malato e c'è un luogo nel quale vengono portati per una mattinata, per una giornata intera gli ammalati, e lì c'è un operatore e anche uno psicologo che li assistono insieme a dei volontari che sono opportunamente formati. Questo in collaborazione con l'ISLA, il nostro centro sollievo, quindi sia lo psicologo che l'operatore sanitario sono mandati dall'ISLA. È un progetto del centro sollievo regionale, finanziato dalla regione, molto importante. Il secondo progetto che abbiamo a Spresiano da parecchi anni è Caffè Alzheimer e lo abbiamo fatto, siamo capofila di altri 7 comuni, come Villorba, Macerata, Breda, Carbonera e Arcade, se non ricordo male, e Caffè Alzheimer ha come obiettivo quello che dicevamo prima, sempre quello di rendere consapevoli le persone e rendere la città sempre più amica della demenza. Fa un programma di un incontro mensile con familiari, con operatori, ma con cittadini. Il tentativo è quello di allargarlo il più possibile, sempre di più ai cittadini comuni, perché conoscendo il problema prima sei intanto capace di prevenirlo e trovi tutte le forme di prevenzione che ci sono. Insomma. E in secondo luogo cresci nella sensibilità, quindi una famiglia, una persona che conosci, la tua sensibilità ti dà anche il modo di essergli vicino.
Caffè Alzheimer poi ha anche altri sviluppi oltre agli incontri mensili, per esempio il 22 faremo, in occasione il giorno dopo della giornata mondiale, faremo un convegno a Spresiano dove ci sarà la Manuela Bernardinelli, che è il presidente dell'Associazione Nazionale dell'Alzheimer. Il 21 a Cafoncello c'è un altro grande convegno con il professor Gallucci e con una serie di professori che sono di altissimo livello. Poi noi a Spresiano abbiamo anche un'altra iniziativa quest'anno molto importante, cioè il 12 martedì prossimo facciamo una serata di presentazione delle attività del Centro Sollievo e dei centri sollievo in generale, ma inauguriamo una mostra di quadri extrasensoriali, perché una cosa importante da dire sulla demenza è che i sensi, le persone afflitte da demenza aumentano, cioè i ricordi legati ai quadri, legati agli odori, legati ai suoni sono utili per aiutare a rielaborare un po' l'attività psichica delle persone. E quindi faremo l'inaugurazione di questa mostra di quadri extrasensoriali che sono realizzati dall'azienda Pictaolens, è già stata fatta a Santa Caterina Treviso, adesso la portiamo a Spresiano, poi passerà a Macerata e girerà per i comuni. L'idea è che questa mostra diventi itinerante. Insomma. Quanto è importante sviluppare tutte queste iniziative, quanto è importante diffondere poi le iniziative, perché come diceva lei purtroppo ci sono molte famiglie che si chiudono ancora all'interno della propria casa, un po' per forse paura di uscire, perché poi non è facile, lo dobbiamo dire, non è facile gestire queste persone che sono affette da demenza per tutta una serie poi di problematiche che si conoscono bene. Daniela, una famiglia vive una situazione drammatica quando ha in casa una persona con demenza. Perché? Perché il peso, il carico di questo... intanto tu soffri nel vedere la persona che hai conosciuto per tutta la vita in una determinata maniera trasformarsi e non essere ovviamente più se stessa di come l'hai conosciuta per tutto il tempo precedente. Ed è quello su cui dobbiamo lavorare tutti, cioè quello di essere vicini a queste famiglie, far sentire la vicinanza della comunità. Il Covid ha anche in questo caso dato una botta terrificante, insomma, perché lo stare chiusi in se stessi, lo stare all'interno delle proprie abitazioni ha aumentato purtroppo le difficoltà e insomma, le problematiche della famiglia. Io in generale, adesso noi a Spresiano, ma in tanti comuni vedo che si fa questo, si tende a fare incontri, fare attività legate alla prevenzione. In tutti i settori, la prevenzione vuol dire a 360 gradi l'aspetto della salute umana e quindi ce ne sono argomenti infiniti. Quello della demenza è uno degli argomenti più importanti proprio perché i numeri ce lo Ecco, lei parlava di prevenzione, quindi c'è una prevenzione per questo tipo di patologia? E guarda, con Caffè Alzheimer partiamo ad ottobre con un'altra grande iniziativa insieme sempre all'ISRA, perché Caffè Alzheimer nasce con questi 7 comuni e con l'ISRA, e insieme all'ISRA partiamo con un nuovo progetto che si chiama il Tagliando ed è una sorta di verifica dell'aspetto cognitivo della persona che non è affetta da demenza ma che magari qualche segnale lo può avere, e quindi questa è prevenzione, vuol dire anticipare un problema che potrebbe anche non manifestarsi in maniera importante ma che comunque tu attraverso questo Tagliando vai ad evidenziare. Questo è prevenzione, questo è anticipare l'arrivo di una eventuale problematica e dirti guarda che il tuo stato cognitivo è a questo livello, puoi fare questo tipo di attività per sviluppare, per tenere allenata la tua memoria, proprio per prevenire una eventuale situazione di degenerazione. Poi parlavo prima del Covid, ci sono casi in cui il Covid ha sviluppato demenza e Alzheimer in persone che magari lo avrebbero quindi accelerato, diciamo. Io ho personalmente un conoscente che di 60 anni, anzi 58. Quindi sono anche età, persone giovani siamo sempre di più anche con età non diciamo da ottantenni, ma con età anche molto, molto più giovani.
E per questo diventa ancora più importante parlare di prevenzione, perché la prevenzione si fa in persone che sono di mezza età. La conoscenza e la conoscenza di come si può, perché poi passa sempre molto attraverso il vivere sano, l'attività motoria, cioè il cibo, tutte queste cose in senso generale sulla prevenzione, ma sulla demenza sono importantissime. Ecco, si parlava anche di iniziative che coinvolgono più comuni, quindi l'importanza anche di fare squadra fra tanti comuni. Beh sì, certamente noi, questo è la base. Il Caffè Alzheimer è nato insieme ad altri 7 comuni, mettendo tutti una propria quota, una partecipazione per sviluppare le attività insieme all'ISRA, ma poi lo stesso convegno che verrà fatto il 21, che è un convegno provinciale con, ripeto, dei relatori di elevato spessore, è sempre una rete, cioè perché è la rete dell'azienda ULSS di tutti i comuni, quindi è anche quella è la base, insomma, ecco, di far crescere la sensibilità sul singolo comune attraverso un'azione che si fa tutti assieme. Ecco, i 2 aspetti che più mi hanno colpito è il fatto di un aumento di casi negli ultimi periodi, di casi di demenza, e il fatto che è una patologia che di solito noi siamo abituati a conoscere come una patologia forse un po' più per persone anziane, in realtà molti casi sono di persone giovani, insomma, non di certo anziane. Certo, infatti, come dicevo, il peggioramento del tema è proprio verso un'età non così anziana come eravamo abituati ad avere. Certo, rimane quella la fascia sempre più colpita, ma però purtroppo i sintomi e gli inizi di demenza si possono incontrare appunto su 50enni, su 60enni che una volta non lo avevano. Ripeto, dobbiamo essere tutti sensibili, soprattutto noi parte politica, certo. Io come assessore ai servizi sociali è uno dei temi che ogni anno a settembre io cerco di sviluppare e affrontare, invitare i miei concittadini a partecipare a questi momenti di informazione e di crescita. E la risposta c'è da parte dei cittadini su questi temi? La risposta c'è, guarda, il Caffè Alzheimer ha avuto con il Covid, come tutto purtroppo, un momento di stasi, però abbiamo notato come immediatamente dopo ci sia stato un risveglio e progressivamente a ogni incontro mensile noi abbiamo persone nuove che arrivano, anche portate, invitate da cittadini che già frequentano gli incontri del Caffè Alzheimer, perché è importante, cioè il prossimo sarà a Breda di Piave aspetta che me l'ero segnato, il 13 di settembre, e il titolo è Quando la demenza entra in famiglia, cioè diamo sempre un titolo, per esempio mi ricordo uno molto, molto simpatico, perché uno non può più guidare, no? Perché ti tolgo la patente. Questo è cosa succede quando la demenza entra in famiglia, ed è la base di quello che uno dovrà essere pronto ad affrontare. Quindi c'è partecipazione, ce ne dovrà essere sempre di più, perché purtroppo l'argomento è un argomento che tocca un po' tutti, insomma. Ecco, anche il centro sollievo, se non sbaglio, è uno un caposaldo, perché poter farsi aiutare da persone che poi sono specializzate, certo. non è da poco, ecco. Maria, abbiamo notato anche... Ecco, quante persone si rivolgono ad esempio al centro? Beh, pre-Covid facevamo 2 giornate proprio perché c'erano molti pazienti. Molte richieste. Il Covid si è portato via anche persone che erano afflitte da demenza e adesso sono un po' meno, quindi una giornata è sufficiente. Però so che tutti i centri sollievi hanno parecchie richieste di partecipazione un po' in tutti i comuni. Diciamo che da noi sono una decina, 10-12, sono costanti. E poi ci sono situazioni nelle quali anche uno, oltre alla demenza, magari anche delle difficoltà fisiche, motorie, certo. Delle ambulazioni che non sono così facili, perché poi nei centri sollievo si fa anche attività, si gioca con i pazienti, si fanno attività che li aiutano a tenere la memoria, il cervello in attività, insomma. E quindi magari uno che fisicamente ballano, cioè, certo. Insomma, io sono stato più di una volta a passare la giornata con loro, e lo consiglio a qualche cittadino. Tra l'altro, sempre in questo mese,
il nostro centro sollievo farà anche una giornata di Open Day, precisamente il 20 di settembre, in cui tutti i cittadini sono invitati ad accedere al centro sollievo per toccare con mano che cos'è. Che cos'è, anche cos'è l'aiuto che si dà a queste persone e alle famiglie ovviamente. Prima di chiudere quindi ricordiamo, Assessore, settembre giornata mondiale dell'Alzheimer e delle patologie relative alla demenza, e a ottobre ci sarà però il tagliando la prevenzione. Vogliamo ricordare proprio in velocità queste date importanti. Sì, allora il 21 settembre, ripeto, l'appello è che tutti i cittadini se lo ricordino che è la giornata mondiale dell'Alzheimer e che in questo mese trovino all'interno dei propri territori qualche momento di formazione e di informazione di cui approfittare, di cui andare a frequentare. Poi per i 7 comuni di Caffè Alzheimer ci sarà questo progetto itinerante su ogni singolo comune in cui faremo il tagliando, quindi anche lì purtroppo anche il numero non sarà straordinariamente elevato, perché fare un tagliando non è una banalità, ci sono degli psicologi che lo fanno e ha bisogno di tempo, quindi in una giornata per ognuno dei 7 comuni ci saranno un certo numero di pazienti, di persone insomma tagliandabili, però se questa esperienza avrà successo la ripercorreremo ogni anno, insomma settembre sarà sensibilità e ottobre sarà prevenzione. Un'ultima domanda, da che età? Perché magari le persone si dicono ma quando devo andare, da che età? Guarda, una persona può... Allora, io oggi posso dire che non c'è un'età, se non ovviamente un'età troppo giovane. Certo. Ma quando l'età adulta dai 40 in su, dai 45 ai 50 anni in su, io credo che ormai per quello che vediamo è tagliandabile per tutti, insomma, ecco, per cui l'invito è da quella fascia d'età adulta, dai 45 ai 50 anni in avanti, di essere pronti a verificare se stessi, insomma, perché poi è un lavoro anche su se stessi quello che si fa. Io ringrazio davvero Roberto Fava per essere stato con noi, per aver parlato di questa patologia, di queste patologie che sono davvero importanti. È importante sensibilizzare sempre perché, lo ricordiamo, è una patologia che fa paura e quando entra nelle famiglie diventa una tragedia. Io ringrazio te Daniele per questa opportunità e ripeto, lancio ancora un appello ai cittadini per farsi, visto che siamo appena iniziato settembre, di cogliere le opportunità che ci saranno in questo mese e di sentirsi tutti i costruttori di quella città friendly della demenza che vogliamo che in futuro sia attuale per tutti. Grazie davvero a Roberto, grazie per essere stato con noi. Noi andiamo avanti perché fra poco dovremo avere in collegamento con noi. Intanto vedo il sindaco di Spresiano, Fabio Chiesi. Intanto buongiorno. Buongiorno di Conegliano ovviamente. Sì, Conegliano, ho detto Spresiano. Oddio, Conegliano, Spresiano qua, Conegliano. Sindaco, buongiorno. Intanto saluto l'amico Roberto e gli auguro buon lavoro, buona giornata, è sempre molto interessante quello di cui parlavo. Grazie Fabio, anche a te. Caro saluto. Allora, prima di collegarci con il sindaco di Conegliano, Fabio Chiese, ci fermiamo perché c'è la pubblicità, qualche istante di pubblicità, poi torniamo nuovamente in studio. Siamo tornati nuovamente in studio, dunque siamo in collegamento con il sindaco di Conegliano, Fabio Chies. Parliamo di Prosecco. Prima volevo far vedere al sindaco un servizio che riguarda proprio il Prosecco superiore con il comitato dei delusi per vigilare sulla DOCG e poi lo commentiamo insieme. La fiducia nei confronti del consorzio è minima. È a garanzia di qualsiasi promessa, verbale o scritta o fatta da esso. Abbiamo deciso di costituirci come un comitato. Si alzano i toni all'interno della denominazione superiore del Prosecco, si alzano con la nascita di un comitato spontaneo di vigilanza sull'operato del consorzio. Protagonisti oltre 200 firmatari, oggi rappresentati da questi produttori che hanno deciso di tornare a farsi sentire. Infatti, dopo le polemiche della gestione di Innocente Nardi, ora sotto esame è l'attuale presidente Elvira Bortolomiolo e tutta la dirigenza per non aver adeguatamente difeso la denominazione da quella che è stata definita la volgarizzazione del Prosecco. Per quanto concerne la nostra posizione nei confronti del consorzio a guida Bortolomiolo, esprimiamo la nostra insoddisfazione
per il suo operato relativamente alle vicende note. Sul piatto la difesa di un territorio e la distinzione di un prodotto. Il primo sono le colline tra Conegliano e Valdobbiadene con costi di produzione 4 volte superiori alla pianura. E il secondo è il Prosecco superiore a denominazione di origine controllata e soprattutto garantita, che in un momento di restrizione dei mercati non può lasciare spazi ad altre denominazioni. Riteniamo infatti che questo consorzio non possa e non debba più esimersi dal non contrastare ciò che non è rispettoso della legalità. Il rispetto della legge è un dovere e il nostro consorzio si chiama Consorzio di tutela del Conegliano Valdobbiadene. Sotto accusa in particolare la comunicazione degli eventi legati al vino e al territorio, come il percorso delle colline del Prosecco o gli autobus Prosecco Hills, che hanno innescato la prima lettera dei 200 firmatari. Questa però era indirizzata all'Associazione Colline UNESCO e alla presidente Marina Montedoro, che ha capito subito la situazione a partire dai cartelli per i turisti. Ho detto che stanno producendo degli adesivi per correggerli e quant'altro, quindi vuol dire che c'è la volontà di rispondere alle richieste. Tra le condizioni dettate alla presidente Bolton Romiol, la più importante riguarda la completa tutela legale. Vi chiediamo che venga esercitata da parte degli enti preposti opera di vigilanza e controllo con la costituzione da parte degli enti preposti di un ufficio legale che sia dedicato a questo scopo. Dunque, Sindaco, ha sentito, insomma, si è parlato anche di volgarizzazione del Prosecco. Sì, ho sentito, ho letto e sinceramente sono giorni un po' problematici per tutti noi perché le polemiche sicuramente non fanno bene. Io non entro in merito alle magari legittime discussioni che ognuno di noi può avere, le visioni che possiamo avere ognuno, però rischiamo in questo modo qui di creare tensioni intorno al mondo del Prosecco, che è un mondo che in questo momento qui ci vede alla ribalta mondiale, con un prodotto che sta riempiendo gli scaffali e le tavole di tutto il pianeta, fondamentalmente, anche se ci sono ancora sicuramente dei mercati che vanno aperti, e al tempo stesso abbiamo i luoghi deputati per le discussioni, per cui ritengo che bisogna insistere nelle discussioni all'interno dei consorzi, all'interno delle sedi nelle quali bisogna discutere del Prosecco, ma mandare tutto questo sui giornali, fare conferenze stampa sicuramente, anche se capisco lo scorramento di qualcuno, ma non è la strada giusta per quanto mi riguarda. Tra l'altro ho sentito anche gli altri sindaci, 15 sindaci della DOCG, e ci troveremo in riunione tutti la prossima settimana, anche perché qui si parla non solo di prodotto ma si parla anche di territorio, soprattutto di territorio, perché dobbiamo cercare di tenere una linea comune, una linea che faccia sentire tutti tutelati e che possa in questo modo far tacere queste diatribe. Ecco, si cerca poi di riunire un po' i delusi. Assolutamente sì, perché ripeto, tra l'altro viviamo anche un anno un po' particolare, le condizioni meteorologiche hanno messo a dura prova tutti coloro che lavorano in questo mondo, si sta facendo grande fatica, il prodotto comunque sarà anche quest'anno un prodotto di eccellenza, dobbiamo cercare però di fare sintesi di tutto e non prendere fughe in avanti che, ripeto, non fanno sicuramente bene al territorio. Tra l'altro ricordo che Conegliano è anche sede della scuola enologica più vecchia d'Italia, targata 1876, per cui stiamo facendo anche un ragionamento insieme a quella che è la scuola enologica per riportare al centro dell'attenzione la storia di un prodotto che oggi sta vivendo veramente un momento importante per tutto il territorio, ci dà grande lustro, ci dà grande visibilità. Tra l'altro abbiamo anche la responsabilità di un territorio che da qualche anno è territorio dell'UNESCO come Colline di Conegliano e Valdobbiadene, questa deve essere una responsabilità che tutti noi ci portiamo sulle spalle, deve darci anche la dimensione di ciò che stiamo diventando, con un territorio che vedrà tra poco arrivare ad 1 milione i turisti. Siamo già arrivati, nonostante la pausa Covid di cui parlava prima anche Roberto, è una pausa che sicuramente ha toccato molti di noi anche negli affetti più vicini, ma oggi ci ritroviamo ad avere quasi 300.000 visitatori, a essere una delle poche realtà che cresce come industria del turismo a livello regionale, cresce a doppia cifra, e devo dire che ce la sentiamo tutta questa responsabilità, per cui riunione la prossima settimana con i 15 sindaci delle DOCG, ma anche un ragionamento con la scuola enologica che deve far tornare al centro dell'attenzione quella che è la nostra storia, la cultura, i valori del nostro territorio, che non dobbiamo mai dimenticare, per cui va bene le discussioni interne a tutti gli enti, ma non dobbiamo uscire con discussioni all'esterno che fanno solo male al territorio.
Dunque ci diceva fra qualche giorno una riunione anche con gli altri sindaci. Assolutamente sì, ho sentito il collega, tra l'altro l'amico di Valdobbiadene, Luciano Fregonese, con il quale abbiamo la denominazione del Conegliano Valdobbiadene, del Prosecco Superiore, e ci siamo sicuramente allineati sul fatto di riunire gli altri sindaci la prossima settimana. Tra l'altro penso che lo faremo con una convocazione all'interno della scuola enologica di Conegliano, anche perché la forma e sostanza per riportare tutti su quella che è la nostra tradizione, su quelli che sono i nostri valori. I distinguo devono renderci più forti, non dividerci, devono essere una forza propulsiva che va a favore della denominazione, ma che va anche a favore di un territorio che in questo momento, ripeto, è stato provato anche dalle condizioni meteorologiche avverse che stanno vedendo adesso gli agricoltori impegnati nel riportare al meglio le loro vigne e nel cercare di trarre il massimo per questa vendemmia che tra poco inizieremo. E devo dire che ho trovato tutti gli altri sindaci che ho sentito molto propensi a questo, molto propensi al dialogo, a ritrovare un'unità, e sicuramente questo anche insieme al consorzio. Sindaco, prima di farle poi una domanda sulla politica, volevo invece parlare di un altro degli argomenti di cui noi stiamo parlando davvero da giorni, che è quello dei furti, un po' un aumento di furti non solo in abitazioni ma anche nei negozi, anche nel Coneglianese. Ieri abbiamo sentito anche il comandante Malamaccio che diceva comunque un bilancio diciamo positivo, nel senso che molti degli autori di questi furti sono stati individuati grazie proprio a una collaborazione massiccia delle forze dell'ordine. Assolutamente sì, intanto il primo ringraziamento va proprio alle forze dell'ordine, al commissariato di polizia locale e al commissariato di polizia di Stato, ai carabinieri, alla Guardia di Finanza per il lavoro incessante che fanno quotidianamente. Devo dire che il bilancio quest'anno è favorevole rispetto agli anni passati e anche quei pochi furti che abbiamo visto sono stati individuati immediatamente. Tra l'altro li ringrazio anche perché il fatto più increscioso che abbiamo vissuto quest'anno è il fatto purtroppo dell'omicidio che è avvenuto a Conegliano, che si è poi rivelato essere un femminicidio, è stato risolto in tempi record. Questo grazie anche all'utilizzo delle tante telecamere che abbiamo installato sul territorio, che ci permettono in questo momento di avere una completa sinergia tra tutte le forze dell'ordine che possono avvalersi anche delle telecamere comunali. Abbiamo investito anche quest'anno oltre 200.000 euro, scusi, 200.000 euro su 9 telecamere, e devo dire che il risultato si vede. Come ha detto il comandante Malamaccio, tra l'altro sono stati individuati e assicurati alla giustizia anche coloro che hanno compiuto gli ultimi furti di taccheggio che abbiamo visto. Abbiamo anche l'innesto del cane e devo dire che questa è stata una cosa che abbiamo fortemente voluto. Il cane antidroga che è stato addestrato, l'addestramento è durato oltre un anno e adesso è arrivato a completa disposizione del nostro corpo di polizia locale, che è uno dei pochi corpi di polizia locali che hanno a disposizione anche l'unità cinofila. Questo grazie a un investimento di oltre 20.000 euro, ma ci permetterà anche di girare nei nostri parchi, individuare gli spacciatori e poterli punire, perché oggi una delle problematiche più grandi è proprio, oltre ad aver assicurato alla giustizia queste persone, avere anche le prove perché poi abbiano una pena certa, e su questo stiamo lavorando con segnalazioni anche al Ministero, perché vogliamo assolutamente che chi viene individuato non rimanga impunito e non lo troviamo il giorno dopo all'interno dei nostri parchi nuovamente. Ecco, Sindaco, lei diceva, insomma, rispetto agli altri anni quest'anno è andato, insomma, meglio, insomma, come numero di furti. Si è andato meglio, ma soprattutto perché le forze dell'ordine hanno potuto eseguire più controlli ed essere più presenti. Sicuramente non che questo ancora ci veda contenti, perché bisogna fare molto di più, bisogna continuare a lavorare in sinergia, però rispetto a quello che era stato, e vediamo anche sul nostro territorio tutta una serie di escalation di violenza, devo dire, toccando ferro per quanto possibile, che quest'anno a Conegliano le cose sono andate anche abbastanza bene. Dobbiamo continuare a tenere alta l'asticella e chiedere alle forze dell'ordine di fare ancora uno sforzo maggiore, e devo dire anche a tutti i cittadini di segnalare in continuazione ciò che vedono di anomalo. Abbiamo incrementato anche il controllo di vicinato e sicuramente questo è servito per poter segnalare alle forze dell'ordine anche situazioni anomale che permettono di verificare alcune persone e farle controllare prima che avvengano i furti. Sindaco,
la domanda insomma politica, se ne sta parlando, insomma ne parliamo anche, ne abbiamo parlato anche ieri nel corso del nostro telegiornale, insomma la Lega che perde qualche pezzo e insomma pezzi che stanno insomma andando verso Forza Italia. Ma questo dimostra soprattutto l'attrattività che torna ad avere un partito come il nostro, un partito tra l'altro che ha visto venire meno la figura del proprio fondatore, per cui dalla morte di Silvio Berlusconi sul territorio stiamo cercando tutti di lavorare al meglio, di poter portare avanti alcune di quelle che erano le sue istanze, ma anche di ridiventare quel grande partito moderato di centro di cui oggi in Italia abbiamo assolutamente bisogno. E devo dire che questa azione, grazie anche al coordinatore regionale Flavio Tosi, sta avendo in questo momento un eco veramente di grandi dimensioni. Abbiamo persone che vedono con favore il nostro partito in questo momento, che vedono una prospettiva, al di là che arrivino dalla Lega o che arrivino da altri partiti. Devo dire che noi abbiamo sempre cercato di aprire le porte a tutti coloro che vogliono ragionare su alcuni principi, su alcuni valori che Forza Italia ha sempre incarnato. Abbiamo il prossimo anno quasi 60 comuni che vanno avuto in provincia di Treviso, ci stiamo preparando, abbiamo anche dei ragionamenti, stiamo facendo sulle europee che si voteranno nel 2024 e poi ci si avvierà verso le regionali, per cui tutte scadenze che vedono il partito lavorare molto sul territorio, avere nuove persone di riferimento. Certo che se passano big magari abbiamo qualche pagina di giornali in più, ma ci sono anche molte persone normali che si stanno avvicinando alla politica e che molti giovani, su cui noi abbiamo sempre puntato in provincia di Treviso, che vedono un gruppo giovani molto folto. Io penso che il futuro ci riserverà veramente delle belle soddisfazioni. Tra l'altro Ballardi verrà presentato venerdì mattina alle 10 a Treviso, e anche questa comunque è una persona di grande esperienza che ha ricoperto un ruolo importante anche a livello nazionale, soprattutto per quello che riguarda i temi dell'agricoltura, ed è importante che porti le proprie conoscenze e la propria professionalità all'interno del nostro partito. Sindaco, vi aspettavate insomma l'avvicinamento di esponenti come quello, insomma, come Vallardi a Forza Italia? Ma negli ultimi mesi abbiamo avuto dialogo con molte persone che vedono con interesse, ripeto, un progetto per il futuro, perché non è che ci si avvicina a un contenitore, ma ci si avvicina a un progetto. Il progetto che stiamo mettendo in campo per i comuni che vanno al voto il prossimo anno, per le regionali, ma anche il progetto nazionale guidato da Tajani, è un progetto nazionale ambizioso che ci vede tornare al centro dell'attenzione politica, ripeto, dopo purtroppo la dipartita del nostro fondatore e del nostro presidente. Oggi dobbiamo fare tutti un passo in avanti, e questo passo in avanti lo stiamo facendo mettendoci la faccia. Tra l'altro, ripeto, io ho sempre militato, sempre solo in Forza Italia, anche nei momenti in cui il partito era a percentuali minime. Oggi ci stiamo riprendendo e devo dire che vedere molte persone che si avvicinano dall'idea che il buon lavoro fatto in questi anni è un lavoro che ha reso il partito più solido, più strutturato, per cui benvengano persone di esperienza, benvengano anche tutti i giovani. Mi viene in mente solo Valentina Pillon, che già quest'anno è diventata sindaco di San Biagio di Callalta, non ha neppure 30 anni. Penso che questo investimento sul futuro debba coniugare l'esperienza di chi ha calcato i palcoscenici più importanti anche a livello nazionale, come può essere Ballardi, unito all'entusiasmo dei giovani che vedono in questa piattaforma di valori il loro futuro. Ecco, Sindaco, prima di chiudere, vi aspettate insomma altri esponenti della Lega avvicinarsi, o avete sentore che ci sia qualcun altro che voglia avvicinarsi alla Forza Italia? Assolutamente sì, non dalla Lega in particolare, perché ripeto, non è sicuramente un contraddittorio tra partiti tra i quali abbiamo un ottimo rapporto, perché viviamo tutti all'interno del centrodestra, ci conosciamo da tantissimi anni. Ho un ottimo rapporto con il segretario provinciale Dimitri Coin, con i parlamentari, con i consiglieri regionali anche degli altri partiti, però quello che stiamo facendo in Forza Italia è recuperare tutto un elettorato che in questo momento si sente orfano o molte volte non va a votare perché non trova delle motivazioni. In Forza Italia stanno cercando di ridarle, partendo dai programmi, partendo dagli uomini sul territorio. Poi se questi programmi attraggono anche persone di altri partiti, ben venga, ma noi sicuramente non facciamo scouting sugli altri partiti. Io la ringrazio, Sindaco, grazie davvero.
Grazie e buon lavoro a tutti, è sempre un piacere stare con voi e vi ringrazio anche per la professionalità che mettete, per la vicinanza alle persone, anche a quelle più anziane che so che seguono con attenzione tutte le notizie e dopo che vengo sui vostri telegiornali mi salutano sempre con affetto, per cui grazie veramente di tutto e grazie per il lavoro. Grazie e buon lavoro anche a lei, grazie. Noi ci spostiamo ora a Vicenza dove parliamo di turismo, con una proposta da parte un'iniziativa da parte della CGIL. Per noi sul posto c'era il nostro Daniele Garbin che vedo già sullo schermo. Daniele, vediamo se riusciamo a... Eccolo qua, Daniele, buongiorno. Sì, buongiorno, grazie della linea. Siamo a Marostica, siamo in compagnia del segretario della Finmaturismo Vicenza, Fabio La Russa. Sì, buongiorno a tutti. E parliamo di turismo, anzi precisamente mettiamo il turismo sottosopra. Sì, allora l'iniziativa Mettiamo il turismo sottosopra è un'iniziativa a livello nazionale che anche noi territorialmente stiamo proponendo in queste 3 giornate. Il 4, il 5 e il 6 settembre faremo il giro delle principali città turistiche di Vicenza per raccontare cos'è il turismo anche dalla parte dei lavoratori. Ecco, diciamo come va il turismo in questo momento in Veneto e perché siete qui? Allora, il turismo è un motore trainante dell'economia italiana, compreso il Veneto. I dati di Veneto Lavoro segnalano una crescita importante nelle assunzioni e proprio nel settore turistico. Quello che noi come categoria, come sindacato, vogliamo rilanciare e riproporre dopo il Covid è che il settore ha bisogno di regole, quindi mettiamo il turismo sottosopra significa ripartire bene, ma per ripartire bene significa dare delle regole ai lavoratori che lavorano nel turismo, perché purtroppo o non ne sono a conoscenza o i contratti applicati non sono corretti, quindi parliamo di contratti pirata, o gli stessi contratti non vengono applicati correttamente. Quando parliamo di regole parliamo di regole rispetto delle ferie, rispetto dei riposi, dei permessi e anche di una corretta retribuzione. Voi avete anche detto che c'è una cifra, una percentuale molto grave a livello nazionale. Di che cosa stiamo parlando, insomma, di queste inadempienze? Allora, l'Ispettorato del Lavoro ci segnala che c'è circa il 70% di lavoro irregolare. Quando parliamo di lavoro irregolare parliamo di lavoro nero o di lavoro grigio. E purtroppo anche noi nel nostro territorio, nei nostri uffici incontriamo molto spesso le lavoratrici e i lavoratori e ci raccontano che gran parte del lavoro che svolgono purtroppo è irregolare. Ecco, diciamo che qui siamo a Marostica, avete fatto anche un giro all'interno delle mura, avete visto anche una cosa, insomma, i ragazzi che sembrano essere, che ci cercano, invece è vero, c'è questa carenza dei giovani? Noi abbiamo notato dentro le mura di Marostica innanzitutto una città bellissima, straordinaria, piena di turisti, oggi è anche la giornata del mercato, ma è una città che sta cercando, i pubblici esercizi stanno cercando tantissimo personale. E fuori le vetrine, nelle insegne c'è scritto cercasi personale, non è che i giovani non vogliono lavorare nel settore, ma non si trova personale perché purtroppo il personale non è ben retribuito. Non solo perché il personale non è ben retribuito, ma il settore ha bisogno di regole, ha bisogno di certezze. Va bene, allora intanto ringraziamo il segretario Fabio La Russa e in bocca al lupo. Grazie a voi e buon lavoro a tutti. Ecco, da Marostica a questo punto è tutto, restituisco la linea. Grazie davvero a Daniele Garbin, grazie al suo ospite. Noi siamo arrivati alla fine di questa diretta, quindi adesso ci saranno le previsioni del tempo, poi la visione del film Simba del marinaio, che è la storia, insomma, di questo marinaio che si imbarca in un viaggio attraverso i 7 mari per trovare le ricchezze perdute di Alessandro Magno. Quindi vi lascio a questo bellissimo film, vi do l'appuntamento ovviamente per le nostre dirette a domani. Ringrazio i registi che ci hanno seguito fin qui, Tony Esposito, Alessandro Granziera, e grazie a voi per averci seguito. Arrivederci.
Portaci gli oggetti, i mobili, i vestiti che non usi più. Da noi, guadagni. Ex novo mercatino dell'usato. Aperto 7 giorni su 7, via Vicenza 23, Vede Lago. Bentrovati al meteo. È sempre l'alta pressione a garantire bel tempo anche nella giornata di martedì 5 settembre. Vediamo insieme i dettagli. Sul Veneto al mattino avremo nuvolosità piuttosto consistente, specie sulle zone di pianura, ma senza piogge. Ampio soleggiamento a seguire. Venti moderati da nord-est. Temperature in contenuto calo, minime sui 12-20 gradi, massime comprese tra 26 e 27 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso tanto sole, con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Possibile una maggiore nuvolosità al mattino nel Tarvisiano e sulle prealpi Carniche. Temperature minime tra 11 e 17 gradi, massime sui 26-28 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo inizialmente nubi basse, poi in parziale diradamento con più sole. Temperature minime intorno ai 15-18 gradi, massime sui 27-31 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Portaci gli oggetti, i mobili, i vestiti che non usi più. Da noi, guadagni. Ex novo mercatino dell'usato. Aperto 7 giorni su 7, via Vicenza 23, Vede Lago.